Il principe Maurizio Agosti è il re e il grande cerimoniere dell'animazione dell'estate e delle notti veneziane. Dalla terrazza del Blue Moon al Lido di Venezia lancia la sua personale ode nel clou dell'estate e spezza una lancia a sostegno di tutti gli operatori del mondo dell'intrattenimento. Siamo i più bistrattati, dice, mentre organizzare divertimento in sicurezza sarebbe stato possibile. Effettivamente si sarebbe potuta invece conciliare la sicurezza e la prevenzione riguardo il Covid, soprattutto riguardo la tracciatura e la prevenzione con i protocolli che sostanzialmente sono quelli del Green Pass che il SILB, il sindacato dei locali da ballo, aveva proposto già mesi fa. Quindi si può conciliare il divertimento con la sicurezza, anzi se il divertimento è organizzato e proposto in maniera seria e professionale direi che sicuramente è meglio della situazione un po' caotica e anarchica che si è creata. È partito il conto alla rovescia verso la mostra del cinema. Il Lido di Venezia vive durante la mostra del cinema un momento molto importante sia dal punto di vista culturale che mondano. Quindi sì, ci sarò come sempre, sono felice di avere instaurato ormai un'amicizia con il direttore Barbera che è una persona meravigliosa, quest'anno riceverà giustamente un premio per tutto quello che fa a livello senza dubbio biennale ma anche mondiale per il cinema, essendo uno dei massimi esperti. Quindi saremo qui a festeggiarlo e il saluto quindi va a tutti i telespettatori di Antenna 3 Veneto che possano godere con noi di questa meraviglia che è il Lido di Venezia.